Amministrare una comunità è diventata veramente difficile. Tutto avrei potuto pensare nella mia vita tranne di subire una cosa del genere, anche perché ho sempre sostenuto la mia comunità nei 6 mesi della mia sindacatura senza indugio, così come ho sostenuto questo ragazzo con delle criticità. Sono stato, come dire, agganciato tramite i social perché aveva bisogno e necessità di alimenti. Era sabato, ho allertato il servizio Prince, il pronto intervento sociale, e con tempestività gli hanno consegnato dei generi alimentari. E da lì si è aperto il mio dramma, se così lo posso definire, perché è stato veramente un dramma. Ho subito delle continue minacce perché avevo necessità di soldi e di benzina. Ovviamente non potrei mai dare a disposizione ai servizi sociali del comune di elargire somme di denaro e benzina a chi ha delle criticità e delle dipendenze. Le dipendenze vanno contrastate, non assecondate. Ho fatto regolare denuncia. Appena uscito dall'ufficio postale mi vedo sbucare, come dire, questo giovane che mi ha aggredito e subito dopo mi ha puntato un'arma da fuoco. E dall'aspetto sicuramente, come dire, un'arma a tutti gli effetti, poi risulta essere stata, come dire, uno scacciacani, ma nella perquisizione che hanno fatto hanno rinvenuto un'ascia, hanno rinvenuto un piede di porco e hanno rivenuto un grosso martello. Io comunque vado avanti ad amministrare la mia comunità. Essere sindaco di una comunità significa agire con fermezza, con decisione, con slancio e accantonare quello che succede. Nel senso che io sono oggi al mio posto di lavoro, sono per servire la mia comunità, sono per andare avanti, fermo restando che mi aspetto una risposta decisiva da parte dello Stato. Un sindaco non può essere, come dire, in balia del primo balordo che capita, anche perché questo soggetto da circa un anno la madre è ricoverata in una struttura per donne in difficoltà a causa delle violenze subite dallo stesso, ragion per cui è un soggetto da attenzionare, è un soggetto che ha dato disturbo al vicinato, è un soggetto che ha bisogno di essere curato. Io, nonostante quello che ho subito, la mia amministrazione è partita con l'attenzione a coloro che hanno disagio, ai più deboli della società, e continuerò a farlo. Sosterrò principalmente i soggetti con fragilità e cercherò di aiutare i soggetti con svantaggio. Mi pongo però una domanda. Ho avviato un percorso con 2 o 3 ragazzi per avviarli in una comunità per tossicodipendenti. Questo forse è il prezzo che sto pagando per aver iniziato questo percorso.